Ben, eccoci insieme anche oggi. Doverosa premessa. In trasmissione c'è sempre il problema di non fare pubblicità ad alcuni marchi, ma ci sono alcuni marchi, secondo me, che rappresentano il nostro paese. È come se non parlassimo, ad esempio, della Fiat. Insomma, voglio dire, non è fare pubblicità, è storia imprenditoriale d'Italia. In questo settore sicuramente rientra anche la Treccani, che è un marchio italiano conosciuto nel mondo. Questo per esempio è uno dei prestigiosi volumi della Treccani, Thesaurus nel caso specifico. Magari la Treccani non l'abbiamo a casa, magari non l'abbiamo mai aperta in vita nostra, ma è uno di quei nomi epici. Ed ospitiamo Fabrizio Montellanico, che ne è il rappresentante per il Nord-Est. Veneto, Trentino, Brescia e Mantova. Una parte del Nord-Est e una parte della Lombardia, nonché titolare di un caffè letterario che è aperto all'inizio dell'anno a Padova, intitolato proprio alla Treccani. È evidente che c'è anche in questo caso una commissione di interessi e di passioni. Questa puntata mi piacerebbe proprio parlare della Treccani, perché la prima cosa che mi ha sorpreso, banalmente, è che ancora esista. Cioè, all'epoca di Internet, chi è che oggi acquista una enciclopedia? Detto che, fra l'altro, insomma, la Treccani è sempre stata anche un impegno economico considerevole per una famiglia, insomma. Certo. Era proprio una scelta. È una scelta. La Treccani è un'istituzione culturale che nasce nel 1925, straordinaria. Produce cultura naturalmente ad ampio raggio, quindi su tutti i campi. Oggi più di prima è attivissima, si muove naturalmente non solo sulle enciclopedie ma anche sulla lingua italiana e su opere specifiche, monografiche, su diversi argomenti, la pittura, sulla regione Veneto, per esempio c'è un volume meraviglioso, è stato fatto nel passato anche un volume sull'Accademia delle Belle Arti di Venezia, molto bello, quindi sono volumi che francamente riconoscono il territorio in tutte le sue parti italiano e vengono molto apprezzati dalle famiglie. Chiaro che le nostre opere sono forse non proprio popolari sotto un profilo economico e questo ci mancherebbe altro, ma la cultura è veramente straordinaria e approfondita al punto tale che credo non abbia uguali. Sono orgoglioso e fiero di lavorare in questo istituto. Voglio dire, appunto anche dal punto di vista economico sia sempre stato uno di quei beni che insomma, si compravano a rate. Sì, perché insomma, sì. Ci sarà chi se lo può permettere, ma insomma la gran parte delle persone la Treccani la vuole avere, soprattutto era un investimento sui figli, insomma, appunto è cultura, però insomma uno lo comprava a rate, anche perché sono tanti volumi, fra l'altro. Sono tanti volumi. L'enciclopedia, che è l'enciclopedia italiana, è la nostra più importante, sono circa 58 volumi. Appunto, più gli aggiornamenti, perché in questo momento sono aggiornate, ma poi ci sono anche degli approfondimenti per ogni periodo dove ci sono gli aggiornamenti riferiti a dei temi particolari come la comunicazione o comunque sia del XX secolo che del Novecento, e sono meravigliosi. È in continua evoluzione perché la storia va avanti, non si fermerà mai. Quindi questo è il principio. Ecco, ma il fatto di essere su carta in questo non è un limite, cioè, nel senso che nel momento in cui esce è già superata dagli eventi. La Treccani non ignora assolutamente nessun tipo di settore, tantomeno quello online, perché abbiamo un sito splendido, cliccato tantissimo anche da tanti giovani, dove noi mettiamo a disposizione di tutti gli utenti le informazioni che occorrono. Però ancora oggi c'è un'attenzione particolare sul mondo della carta, su ciò che è stampato. Del resto riconosciamo tutti che per poter leggere o studiare in maniera attenta ci vuole, e con attenzione ci vuole la carta. Forse il mondo digitale ha un'evoluzione straordinaria, velocissima. La carta non potrebbe stare appresso, ma le fondamenta della cultura e gli argomenti importanti comunque sono sviluppati su carta. Noi abbiamo un volume, ripeto, sul Veneto che è splendido, dove c'è tutta la storia del popolo veneto, il territorio. Metterlo online sarebbe forse interessante, ma fino a un certo punto. È bello anche sfogliarlo, il sapore della carta, leggerla e acquisire tante informazioni. Ma chi oggi si avvicina all'acquisto di una Treccani, appunto sapendo che tutto sommato, insomma, ovviamente non con la stessa profondità, però uno va in internet e trova tutto. La Treccani i nostri clienti, potrei dire che non esiste una profilatura, è trasversale, non c'è un cliente tipo, sono tutti coloro che desiderano avere cultura e avere delle informazioni corrette, certe e accreditate, perché la certezza di un'informazione presa dalla Treccani è sicura e quindi questo già dà una sicurezza, una serenità a ognuno di noi che legge e che acquisisce un'informazione.
quindi non c'è una profilatura specifica. Ancora oggi il cliente della Treccani è quello di 30 anni fa, cioè la famiglia che in qualche maniera si indebita, mi permetta il termine, per poterla acquistare. Investe per poterla acquistare. Sì. Perché qualche tempo fa ho intervistato una casa editrice di Mestre, fa libri di alta gamma, cioè dai 10.000 euro in su. È chiaro che lì è un target di pochi e che se lo possono permettere. La Treccani era popolare, però. Popolare nel senso che appunto uno si impegnava per poterla avere. Sì, la Treccani è una... Le Treccani, o se vogliamo i volumi della Treccani, sono opere meravigliose e che hanno un costo. Si avvicina a chiunque abbia... Per capire ancora ancora oggi la famiglia investe. Ecco. Ancora oggi la famiglia investe. È chiaro che ognuno di noi poi ha una tasca misurata, però la Treccani non è solamente l'enciclopedia che ha un costo importante, ci sono anche opere minori, sempre importantissime, come il vocabolario della lingua italiana, che è un'opera più abbordabile e offre naturalmente una meravigliosa spiegazione su tutto quello che sono i termini, la terminologia della lingua italiana. Quindi ci sono anche opere minori. Già questa è un'altra sorpresa, cioè che ci sia ancora gente che ha voglia di imparare la lingua italiana. Cioè. Guardi, come lei sa, ci sono molte manifestazioni in Italia sulla lingua italiana e ce n'è stata anche una qui a Padova di recente, dove come l'anno scorso del resto. E c'è sempre tanto successo quando si parla di lingua italiana. Noi abbiamo fatto una manifestazione con il mio collega della Lombardia, ha fatto una manifestazione a Lecco, un altro successo sulla lingua italiana, quindi c'è comunque la voglia di sapere e di avere conoscenza, c'è. Questo è allora però... E poi è chiaro che ci si scontra con la realtà, perché ci sono delle necessità, però la voglia insomma di avere informazioni c'è sempre. Allora però questa me la deve permettere. Manifestazioni sulla lingua italiana, voglia di sapere, e voi chiamate un'iniziativa fooding al caffè letterario, adesso si giustifichi. Beh, innanzitutto il caffè letterario nasce da... Dite che il fooding, come da enciclopedia, tendenza del gusto e del benessere che consiglia di mangiare cibi genuini e appetitosi in ambienti confortevoli e con accompagnamento di musica d'atmosfera in contrapposizione alla cultura del fast food. Se l'ha inventata lei questa? No, questa c'è scritto sulla Treccani. È una spiegazione del termine fooding. Ma esiste per davvero? Credo fosse una creazione vostra. È un termine, sì, che esiste sulla Treccani, quindi sostantivo maschile, eccetera, eccetera. Io ho soltanto applicato quello che poteva essere un'idea. La mia idea, io vengo da una famiglia di ristoratori, quando ero giovane, non da po', e sono tanti anni che sono in Treccani, e mi faceva piacere creare qualcosa che potesse essere messo a disposizione dei clienti. Il luogo migliore per noi italiani è dove si socializza, è la tavola, quindi dove noi possiamo consumare il buon mangiare e il buon bere, magari accompagnato da una buona musica dal vivo, di artisti locali peraltro, e la Treccani mi ha concesso questa meravigliosa possibilità di aprire un caffè letterario Treccani. È il primo e unico in Italia, io mi auguro che ne apriranno altri, se naturalmente nelle altre città. Io lavoro qui a Padova, ci tengo a essere in Veneto sempre, perché mi piace, ormai sono un padovano acquisito e direi che è una città che merita il territorio, tutto il Veneto merita, ma Padova è veramente, a parte che è uno degli atenei più antichi al mondo, quindi già abbiamo uno dei primati storici. E il caffè letterario abbiamo all'interno le Treccani in esposizione, anzi io invito tutti i clienti a prenderle, a sfogliarle. Sì, io invito sempre le persone, a volte qualcuno dice ma sono lì solo per estetica, no, prendetele in mano, sfogliatele, apritele. Per noi è importante che l'utente... Ecco, in questi mesi secondo lei il fatto di chiamarsi Treccani è un motivo in più per entrare o in qualche maniera uno prende le distanze? Beh, questo bisognerebbe chiederlo a coloro che passano sulla strada o vedono la pubblicità. Io mi auguro che possa essere un invito ad entrare e un invito a vedere quelle che sono le opere Treccani. In più, essendo anche un ristorante caffetteria, a consumare, insomma, noi Lei ci prima ha molto. detto siamo per ora gli unici in Italia, speriamo che ne aprano altri. Ma è un marco impegnativo però, bisogna che a quel punto... Ovviamente lei mi dirà che sì, è così, l'offerta gastronomica deve essere all'altezza del nome di un marchio italiano nel mondo. Sicuramente, noi cerchiamo di utilizzare le materie prime di prima qualità,
tutto ciò che noi abbiamo all'interno è materia di prima qualità, quindi cerchiamo di fare un menù abbastanza semplice ma di prima qualità, cerchiamo di utilizzare vini del territorio, anche altri italiani naturalmente, ma diamo prevalenza a vini veneti. Beh, abbiamo anche dei un primitivo di Manduria, un Franciacorta, non si possono evitare. Questo è l'aspetto gastronomico. Come lo collega con l'aspetto letterario? A parte il poter sfogliare l'enciclopedia. Lo colleghiamo perché noi abbiamo, lo spazio non è molto grande, ma noi abbiamo dedicato lo spazio che c'è a tantissimi eventi culturali. Innanzitutto presentazione di libri, quindi ogni settimana cerchiamo e diamo la possibilità anche allo scrittore che è emergente, quindi è molto importante, di presentare il proprio libro, quindi diamo lo spazio. Diamo lo spazio ad artisti a essere presenti con delle mostre, quindi abbiamo in corso per esempio adesso una mostra di quadri di un pittore che è Tino Brugnotto padovano, che è molto bravo. Abbiamo avuto Luca Pecoraro, un altro artista, la settimana precedente. Gente da polo culturale, almeno avete questa ambizione. Mi piacerebbe pensare che pian pianino potesse diventare un punto di riferimento per tutti coloro che desiderassero poi esporre la propria cultura. Naturalmente diamo prevalenza a quelle che sono culture scritte su carta. Colui che scrive naturalmente per noi è l'ideale, però anche l'arte, la musica e tutte le altre manifestazioni, compresa l'Admo che è venuto da noi a fare una giornata e ci teniamo a essere anche presenti. Lei è figlio di ristoratori, per concludere, diceva, sì, e quindi sa anche osservare i clienti. Come vive il cliente che viene da voi in rapporto con la Treccani? Cioè, buono. Ne parlano? Sì, io trovo molta curiosità da parte dei clienti. Devo dire che la domanda che ha fatto lei all'inizio è molto spesso me la fanno, se la Treccani esiste ancora, se fa enciclopedie, se si ferma o meno. La Treccani c'è, riscoprono un valore nostro italiano, un orgoglio italiano meraviglioso e sono tutti molto contenti quando vedono poi qualche opera in esposizione, perché si rendono conto che la Treccani è sempre più viva. È sempre più viva. Ma è passato dal caffè letterario il signor Treccani di oggi, non so chi sia il proprietario. La Treccani è naturalmente, come lei sa, un'istituzione. I nostri vertici, dal presidente al direttore generale Massimo Brai, che è una persona veramente straordinaria, è un vulcano di qualità eccezionale e naturalmente pian pianino stanno avvenendo tutti, compreso il direttore commerciale, quindi ho presenza grazie al gelo dell'istituto e cercherò di fare sempre meglio. Io invito tutti a venirci a trovare perché mi farebbe piacere avere più persone possibili che vedano le Treccani e le sfoglino per rendersi conto di quello che c'è veramente dentro. Comunque mi piace dire, in ogni caso andare almeno una volta insomma, in un locale intitolato alla Treccani. Bisogna. Bisogna, è una di quelle cose che fa un orgoglio italiano. Grazie. Grazie a lei. Complimenti a Fabrizio Montellanico che è il titolare del Caffè Letterario Treccani di Padova, nonché rappresentante della famosissima enciclopedia per il Veneto, il Trentino e un paio di province lombarde. Brescia e Mantova. Grazie e buon lavoro. Grazie ancora. A voi alla prossima.